Ciao amici, finalmente siamo al 23esimo episodio in cui sto usando la patch 1.5.1 con qualche piccola novità e miglioramento, come ad esempio quello delle nuove immagini dei consiglieri islamici. Come vedete, ad esempio questo Hassan Dali islamico è un'immagine diversa rispetto a quelli europei. Ci eravamo lasciati nel mezzo di tre guerre, quindi siamo nel massimo periglio, come si suol dire. Se però la guerra non si dovesse espandere ulteriormente, sta andando comunque bene perché la Francia sta ormai distruggendo l'Austria e spero che faccia il prima possibile pace, che così si potrà concentrare sulle guerre che stiamo combattendo noi. Questa contro la Norvegia non ci impensierisce molto. Pensavamo, esattamente, di andare ad attaccare l'Islanda. Ci riuscirò? Sarà difficile. Dite che sarà difficile? Vediamo se ci riesco. Se ci riesco sono un mito. Mi sa che mi affonda tutta la flotta, però se ci riesco sono un mito. Allora, vediamo se basta. In effetti questo sì, non hanno grandi fortezze a difesa. In pratica voglio impedire a sti maledetti norvegesi di continuare a colonizzare. Eh, perché se no, vedete, questi coloni hanno pessime idee che intendono portare avanti. Mm, qui potrebbe nascere un altro stato coloniale. Abbiamo appena creato quello del Canada nel scorso episodio. Probabilmente tra un anno diventeremo una monarchia. E qui abbiamo già tre province. Quindi immagino che se ne prendessimo altre due. Cioè, se ne prendessimo altre due formeremmo un nuovo stato coloniale. Allo stesso modo anche qui abbiamo queste due più una, diciamo, tre province. Ci converrebbe magari colonizzare qua. Che intrighi. Allora abbiamo un colono libero. E anche se serviranno coloni da mandare nelle colonie che ruberemo proprio in maniera molto controversa agli altri stati europei, io penso che sia giunto il momento di andare sempre più veloci nella colonizzazione. Vabbè, però abbiamo già tre colonie. Vabbè, ma una è quasi finita. Aspettate, deve essere sempre qui. Quella norvegese, maledetta, che purtroppo rimarrà di cultura norvegese finché qualcuno non la convertirà. Mm. Allora, da un lato dovrei finire questa zona per impedire ai francesi di farlo. Magari. Appunto, direi di concentrarmi su questo, me ne potrei pentire altrimenti. Facciamo questa zona. Qui abbiamo pure un bel esercito. No, però è meglio forse mandare. Ma mandiamone questi tre. E colonizziamo. È uguale, non valgono niente queste colonie. Colonizziamo questo. Ma possiamo anche lasciarne due. Siete bravi. Ok. Poi abbiamo anche tanti diplomatici che non fanno nulla. Ad esempio, vorrei fare una guerra per prendermi sta provincia. E io ci proverò a fabbricare rivendicazioni sulla provincia. Non sono in guerra, non posso migliorare le relazioni col Portogallo. Proviamo a migliorarle allora. Il nostro esercito è tutto qui. Forse non è speso molto bene. Non so. Almeno provate. Come si suol dire. Ad assediare due province insieme, no? Dobbiamo anche assediare Malta e abbiamo qui delle navi con degli uomini pronti all'assedio. Bene.
Allora, dobbiamo cercare di concludere ste guerre il prima possibile, che così, se riusciamo a finire ste guerre, magari li lascio anche fare un po' qui in futuro, no? Così magari possiamo fare qualche guerra qui in Europa per prendere Milano e Firenze. Dato che ormai abbiamo quasi finito con le idee, ci manca l'ultima e poi avremo un po' finalmente di potere amministrativo disponibile e quindi appunto potremo finalmente dedicarci a annettere province che costa parecchio integrare, come sapete. Allora, abbiamo anche dei debiti da restituire, però siamo ricchi, siamo molto ricchi, guadagniamo 60 ducati al mese di commercio, una cosa pazzesca. Ma guadagniamo 3 volte in più dell'Ansa che è il secondo. Ma siamo diventati una potenza assoluta. Però invece mi chiedevo, beh, direi che dobbiamo assolutamente puntare solo sul commercio per diventare ricchi. E come andiamo? Mio Dio, abbiamo un introito che è quasi 3 volte uguale alla Francia, quindi siamo ricchissimi, abbiamo sempre i soliti problemi comunque, quelli non sono scomparsi, ma finché avremo la Francia al nostro fianco, penso che potremo stare, insomma, sempre in un posto al sole. La Sassonia. Mi è venuta un'idea molto cattiva. E se la vassalizzasse? Non avrei potere diplomatico in teoria, cioè molto in teoria, in pratica. Cioè sono già 4 su 4, però a breve prendo questa che mi darà più 2 e quindi una bella colonizzazione della Sassonia, che è un elettore, no? Se riesco a colonizzare 3 elettori, sarò una monarchia, sono sicuro che prima o poi finirebbero per votarmi come imperatore. Sassonia, perché sei in guerra con noi? Non sai che non è mai vantaggioso dichiarare guerra a me? Va bene. A sto punto cerchiamo di far fuori la Sassonia. Mi piace questa idea. Abbiamo sempre la curia. Siamo pronti allora? Allora, qui ci sono delle colonie, troppe colonie. Un po' ne brucerò, un po' ne annetterò. Un po' in base ai beni che produrranno. Tu dovresti magari esplorare un po', no? Non c'è una... no. Non possiamo reclutare nessuno qua. Ok. Va bene. Dovremmo stare molto attenti su tutti i fronti perché non vorrei qualche colpo basso. Allora, questi diplomatici li usiamo per migliorare le relazioni con Firenze. La Russia ci odia, eh? Vabbè, proviamo. Come faccio a migliorare le relazioni con la Russia? Non lo so neanch'io. Va bene, teniamoci pronti. Qui l'Austria sembra aver perso. Ok. Un governatore è morto. Ah sì. Vabbè, mandiamo sempre quello diplomatico. Questi eserciti non sono molto rallegranti, eh. Oh, finalmente abbiamo preso Tangeri, che era l'obiettivo. Più che altro teorico. Abbiamo anche convertito questi eretici. Infatti è migliorato un po' il punteggio, ma non moltissimo. Vediamo di riprovare a convertire le Bermuda. E questi? Mandiamoli qua. A Melilla. E quindi anche la Galea direi di mandarla qua. E voi non riuscite proprio... Non uscite al vostro covo, eh? Siete furbi. Qui cosa ci dicono? Possibili rivolte, Macedonia ed Irne. Ci sono un po' di rivolte. A Siena religiosi? Ma sì, non abbiamo ancora convertito Siena.
Va bene, questa flotta se la passa un po' male. Magari poi dovrei dirgli di recuperare queste armate sperdute. Oh mamma. Qui potrei tentare anche di resistere ai portoghesi, tanto per fare un po' di tradizione militare. Questa armata è quella di mercenari. Che difesa avete, ragazzi? Fate schifo. Ma questa è un po' meglio. No, direi che forse di mercenari era meglio reclutare quelli nuovi e dire addio a quelli vecchi. No, meglio raggiungere i francesi. Perché moriremo in gran numero se andiamo di lì? Voi arrivate il 2 voi il 5. Vediamo cosa succede. Allora andiamo però a velocità minima perché qui c'è gente che si muove in questa direzione in maniera un po' preoccupante. Fra 3 giorni qua voi avete finito. E appunto vedete che è un po' preoccupante. Io lo sapevo. Qui non c'è speranza. Vediamo. L'Analta è collassata. Allora, il 5 arrivano questi, il 14 gli altri. I francesi aiuteranno? Perché io quasi quasi. Però non hanno leader sti qua. Disastro. Bar. Occupato da bar. Bellissimo. Voi intanto siete quasi arrivati. Ok. E voi? Ok, anche voi state proseguendo sulle vostre rotte. Speriamo di non incontrare la temibile flotta norvegese. Magari è davvero temibile. Non ci ho mai fatto caso. Allora. Beh. Hanno una sola nave pesante. No, non è temibile. Però dato che questa è una flotta piccola senza leader, potrebbero comunque vincere. Sti francesi, che cosa state facendo voi? Voi siete almeno un po' più decenti in difesa? Sì, voi siete ottimi. Ok. Forse mi conviene reclutare qualche mercenario. Insomma, questo è quello che mi pare di intuire. Ok, questi se ne stanno tornando indietro, E arrivano l'8. Interessante. Davvero. Voi quant'è che ci impieghereste? 11? Ci arrivate comunque prima? Vediamo. Ok. Sembravate un po' idioti. Ok. Lascio tutta in delega alla Francia, però dovrei chiedere alla Svizzera di lasciarmi passare. Come si va qua? No, scherzavo. Allora, dovrei passare di qua. Sto sbagliando un po' strada. Eccoli. Questi adesso usano le marce forzate.
Mi state intrappolando, ho capito. Allora. Questi cosa combinano? Ecco, bravi francesi, avete capito perfettamente. Il Piemonte è una buona regione dove difendere. Voi arrivate il 13. No, sono ritratti. Non so se voglio fare sto scontro o no. Questa è la mia problematica. Loro sono 36.000, noi siamo un po' di più e siamo in una bellissima posizione di difesa. Tra l'altro i francesi hanno pure tecnologia superiore. Tutte buone ragioni per... Ok, quindi voi lasciate pure che vi attacchino. Però non attaccano. Interessante, eh? Ok. Allora, Boemia, dammi anche tu l'accesso militare. Allora, andiamo in Sassonia. Eccolo lì. Figurarsi. Qui dove siamo? Arriveremo. Allora, qui siamo arrivati, finalmente. Sbarchiamo. In effetti meglio non affrontare battaglie decisive, non mi è mai piaciuto. Allora. Lasciamo pure che siano i francesi a fare questo sporco gioco. Noi arriviamo a Waldstedt il 22, questi arrivano il 23. Chissà che cavoli succederà. Proprio questo mi domando. Allora, qui bisognerebbe capire se proseguire o no. Questi arrivano il 23. Questa armata francese la vede brutta. Mio Dio. La vede davvero brutta. Che faccio io? Li aiuto? O sono proprio così maledetto che non li aiuto proprio? Aspettate, dai. Mandiamogli almeno i mercenari in aiuto, se no siamo proprio delle carogne. Sì, appunto. Saremmo delle vere carogne. Lasciamo questi. E allora reclutiamo un po' di... Cosa succede? Oi, ci deve essere qualcosa. Non mi funziona più il pannello. Ah ah. Perfetto. Allora. Beh, qui funziona. Come che... Scusate, non si è avviato bene il gioco? Pare. Ok. Ok, ho lasciato 1000 uomini. Difendetevi valorosamente. 23.000 moriranno. Mio Dio. Che brutta fine. Tra l'altro senza leader finiamo, Esattamente. Ma voi siete dei geni. Siete lasciati senza fanteria.
Voi però... Ah, avete temporeggiato? Vi costerà caro. Il vostro temporeggiare. Ups. Qui le cose non vanno per il meglio. Mio Dio, ma che razza di leader è? No! Ok. Ho l'impressione che... Ah. E... Vediamo. Ok. Già canadese sta qui. Allora. Dove sei finita? Ok, sei quasi arrivata, bravo. Voi? Ci impiegate un sacco. Qui a Melilla sono distrutti. Qui lasciamo una nave da mandare qua. Non so, sto facendo un aiuto improbabile? No, non è detto. Beh, non è che abbiamo proprio queste possibilità di vittoria. Però qualche mercenario potrebbe rovesciare un po' la situazione. Mio Dio. Ragazzi, finalmente abbiamo un vero generale. Adesso la passeranno male loro, spero. Abbiamo un diplomatico. Qui ce ne possiamo uscire dalla Svizzera? Sulle montagne potrebbero fare una brutta fine quei nostri nemici. Io sono abbastanza confidente. Fra un mesetto qui siamo arrivati. Qui tutto va bene. Va bene. Qui arrivano il 17. Scusate. Ok, scusate, continuiamo. Qui domani arrivano, ma il limite di supporto sostiene tutti, non c'è problema. Magari qui non è così alto, però ce la caviamo, dai, ce la caviamo. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire quello che sta succedendo. Qui la battaglia sembra che si stia trasformando, però non è detto che vinciamo. No, no, no. Domani arrivano a Malta, finalmente. Qui possiamo magari annullare l'accesso alla Svizzera? No, direi di no. Stiamo perdendo un po' di punti in questo modo. E l'1 aprile arrivano qua. Più che altro queste sono un po' rapide, eh? Tra l'altro la prima la dovrò distruggere. Vabbè. Ok. Qui le perdite sono simili da entrambi i lati. Io direi però... Non me lo fa, vero? Andare a capire. Sempre fatto adesso. Sì. Forse basterebbe riavviare. Una battaglia difficile. Oh, bene, abbiamo finito anche questa. Ce ne torniamo qua. Allora,
Io direi lasciamo una galea e ritiriamoci a Palermo. Perché non arrivi in tempo, maledetta? Allora, chi è più lento? Magari le navi pesanti? Perché non mi arrivate in tempo? Velocità 5, 8, 5. Insomma, solo le galee arriverebbero in tempo. Ma quelle tre navi. Ma non va bene per un giorno. Cioè, niente. Un nulla di fatto. Vabbè. Andate comunque alla base. Sembravate così vicini. Dai, voi state un po' più indietro perché... Battaglia mortale, ma non c'è niente da fare. Non è una battaglia che si sta risolvendo molto bene, sta qui, eh? Non sembra la nostra guerra, questa. Almeno non la nostra battaglia di sicuro. Ecco, qui mi sono dimenticato questi. Oh mio Dio. Cosa ci fate qua? Uno. Devi scoprire che in Islanda loro hanno già un generale, ma... com'è possibile? E queste saranno le ultime due, spero. Vi distruggiamo, maledetti. Ui, no, non è vero. Ci distruggete ancora voi. Maledetti comunque. Accidentacci. Che battaglia. Proprio fino all'ultimo, Boemia e Russia. Con chi miglioriamo le relazioni noi? Ci volete bene? Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Voilà. Oh. Tutte queste guerre. Che storia. Beh, diciamo che stiamo guadagnando tempo. Perché non siamo fortunati? Non proprio. Non lo siamo. Eccoli. Quello che temevo si è avverato. Però siamo riusciti a sbarcare. Bella situazione del cavolo. Allora, qui abbiamo 5 navi pesanti. Già. Perché non ho mandato qualcun altro ad aiutarli? Perché sono tutti lontanissimi. Questa è la verità. Siamo fuori dal mondo.
Perché... Mm. Qui arrivano di nuovo loro, simpatici. Allora, io qui devo trovare però una situazione. Una soluzione, che è una situazione. Vediamo un po' se voi siete così rapidi da poter fare qualcosa. Tu non c'entri. Allora. Non arriverà mai in tempo. Mai. Però stiamo vincendo. Ma come stiamo facendo a vincere, scusa? Abbiamo completamente... finalmente. Ah ah ah. La nostra super armata adesso... Quanto cavoli avremmo guadagnato? Tradizione. Non molto. Non molto. Come non molto, maledetti. Andate in Savoia. Noi ci proviamo a sgominarvi, eh. Oh, bene. In cosa stiamo commerciando? Perché questo rimane molto dibattuto. Ah, no, abbiamo perso? Come? Vi è smesso? No! Chi sta commerciando in cacao adesso? Ah, giusto. La flotta. L'abbiamo mandata. Non ci fate paura. Forza. Vediamo come sta andando qua. Dov'è che... Ecco, agli estremi limiti del mondo. Ma... Tutto sommato... Hanno una caracca, noi abbiamo... Però non si capisce. Sono tutte e due caracche. No, la loro è proprio una caracca. Se riusciamo a vincere non so come facciamo. Siamo dei geni. Secondo me ci affondano tutta la flotta e basta. Allora, vediamo chi sta andando in Savoia. Tutti tranne la Francia. Brava Francia, vuoi proprio la mia fine? No, ma se ne stanno andando molto più lontano costoro. La mia... Io qui, ecco, mi sono un attimo perso, però credo che questo grande esercito andrebbe lasciato in mezzo e questi invece sparsi nelle varie regioni. Ok, voi scappate nel delfinato. Scappate pure. Wow, abbiamo il controllo assoluto ormai della Curia. Potremmo addirittura tentare di prenderci questo di Genova, ma sì, proviamoci. Siamo pazzi. Possiamo fare anche questo. Qui quanto manca? Siamo a metà. Questi scapperanno fino al Portogallo. Allora. Questi ormai hanno riposato a sufficienza quasi. Allora, possiamo magari annullare il trattato con la Svizzera. Abbiamo preso Nizza, grandissimi. Proviamo Cuneo. Ok.
Ecco, questo me l'aspettavo. Allora, quindi qui lasciamo... Ma che razza di fortezze c'hanno? Mm. Anzi, andiamo tutti a assaltare il loro esercito. Chi? Ah, con Bar. Fate sta pace con l'Austria, no? Cosa ci darebbe l'Austria? Niente. Cosa vogliono fare? Sono pazzi sti francesi. Qui stiamo perdendo in maniera obbrobriosa contro un micro esercito. Mio Dio! Ok, ora forse... Ma 9... Anche la fortuna non ci assiste, 9. Bravi, bravi. Farete una brutta fine voi, farete una brutta fine. Fish. Io lo sapevo che questi andavano a pescare. Quanto non li sopporto. Allora, io credo che qui stiamo per perdere tutta la flotta. Esattamente quello che stavano dicendo. Ok. Qui abbiamo riparato completamente le nostre navi. Potremmo provare un assalto alla flotta nemica. Forse. Potremmo sbarcare questi uomini in Islanda. Forse. Oh mio Dio, cosa fanno qua? Un assalto terribile. Aiutateli, dai. E voi cosa fate, tutti sti uomini a non fare niente? Mi fate venire il mal di pancia. Ecco, adesso ormai la sorte della vostra armata è segnata. Come la sorte della mia manodopera è segnata. Quanti uomini avrò perso all'inizio di sta battaglia, che ho perso proprio in maniera ignobile, eh? Sono riusciti a scappare? Vabbè. No, però, scusa, eh? Ah, ok. Bravi. Punto. Ah! I francesi sono scappati. E a noi ci è toccata la battaglia, eh? Bello. Francesi, cosa state combinando? State dormendo voi? Ok. Per fortuna siamo in montagna. Andiamo a Lipsia. Ah, ma non posso far pace con la Sassonia. E quindi perché ho mandato sta spedizione? Non posso far pace separata. Dovrebbe concedermelo l'Austria, che non me lo concederà mai. Va bene. Scherzavamo, stavamo scherzando fino adesso. Ui. Ho perso tutte le navi. Ah. Avevo avuto in effetti questa specie di sensazione, che sarebbe finita così. Maledetti. Ok. Vabbè, voi andate. Dove andate? Dove vi mando? A prendere sta qua. Ma non posso neanche mandarvi tutti. Allora, prima di tutto voi scappate ormai. Cioè, bello se vi salvate.
No, dai, fate una strenua resistenza, non so cosa volete fare. Produciamo, non si può, ok. Produciamo da qui altre navi. Sei, sette, ok. Oh, bene, è andata bene con i cardinali. Però abbiamo perso il nostro. Ok, c'è stato rimpiazzamento. Uno nostro è stato sostituito da uno nostro. Va bene. Questi qua mandiamo. Giusto. Ecco, qui abbiamo finito proprio. Eccola qui. Esattamente, siamo diventati una monarchia. Ups. Prima mossa. Matrimonio reale con la Francia, direi che è la cosa più sensata. Ok. Abbiamo zero legittimità e non abbiamo eredi. Quanti anni hai tu? 38? Ah sì? Querini Gonzaga. Antonio Querini Gonzaga. Vabbè, qui ci state invece proprio... Ok, ho perso. Perché voi maledetti francesi non mi state... No, forse mi aiutate. Che razza di roba è accaduta mai qua? Boh. Allora. Un'isola norvegese. Un'altra isola norvegese. Mm. Forse mi dovrei impadronire pure di questa. Già, già, già. Brutti maledetti, io vi distruggo prima ancora che possiate accorgervene. Qui dobbiamo stare attenti perché sono veloci, nelle loro mosse. Pirati. Se andate a sta velocità non mi raggiungerete mai in tempo, Scusate, vabbè. Non perdiamo la pazienza, ragazzi. Non perdiamo la pazienza. Accidentaccio, però almeno beccatemi sti qua. Credevate voi di poter distruggere impunemente la mia flotta? Siamo martoriati. Già. E qui almeno abbiamo vinto. Che combiniamo qua? Vabbè. Possiamo fare magari altri matrimoni reali. Boemia, qui abbiamo chiesto l'accesso e glielo dovremo togliere. Anzi, togliamolo il prima possibile questo accesso. Arriveranno in tempo? No. Abbiamo già perso qua. Per un pelo. Davvero per un nulla abbiamo perso. Questi
se adesso attaccano, sono impazziti i francesi, va bene. Che guerre. Allora, dove sono i miei leader? Tu, vieni qua. Ho bisogno di te. Vammi in Islanda. So che è un po' lontano, che avresti preferito. Voi tornatevi nei Caraibi. Già. Bravi, avete perso. Se mi aveste aiutato prima magari andava un po' diversamente, ma questi mercenari fanno assolutamente pena. Ok, qui non ci sono più mercenari. Andate pure a Roma, non si sa perché a Roma. Proprio volete, andateci. Quindi qui abbiamo fatto, potremmo fare un matrimonio. Chi ha una successione disputata? La Bavaria. No, nessuno in pratica, la Bavaria non esiste. Poi facciamo un matrimonio reale con voi. Non lo so. Io vorrei tanto essere più amico della Russia. Però sono nostri rivali, almeno così dicono. Accidenti a loro. Niente. C'è la Provenza che andrebbe presa, ma è alleata alla Francia. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Non si sa l'esercito francese cosa sta facendo, ma davvero, eh. Sì, di sicuro così vincerete, guarda. Abbiamo convertito la Macedonia. Produciamo grano in Accadia. Dov'è l'Accadia? Qua. Sì, proprio i beni più stupidi. Vabbè. Non possiamo neanche farci niente. Siena. Qui come va? Producete proprio lana qua, eh? Che simpatici. Farò così, una la mantengo e una la brucio. Di queste due.
Pure la Sassonia ha una successione disputata. Ecco, finalmente avete conquistato l'Austria. Siete contenti? Non sono mai contenti, è questo che mi stupisce. Genova. Fate sta pace, no? Allora io restituisco un po' sti debiti. Vabbè che l'interesse è davvero ridicolo, eh. Ui! Mi sono dimenticato. Dovrei avere... come faccio ad averlo? Ecco, voi arrivate, dai. Questi partono, questi arrivano. Tutta una situazione un po' del cavolo, però... Come facciamo a guadagnare così tanti soldi? Ma o che la pace ha aumentato i soldi che si guadagnano dal commercio? Non lo so io. O che queste 50 navi sono davvero mitiche. Comunque i nostri nemici sono proprio la canna e il gas. Però adesso arriverà la super armata e farà fuori tutti questi. Io gli darò sostegno poi con i mercenari. Forza. Siamo arrivati qua? Non esattamente. Tu perché sei ancora qui? Non mi ricordo. Vabbè. No, scoperto. Va bene, stiamo di nuovo commerciando. Proprio alla fine ci scoprite sempre. Quanto mancava? 9%. Lo sapevo. Fino a quando abbiamo questa pretesa? Poco. Questa me la prendo. Questa invece gliela brucio così. Eccoli qua i ribelli, ma prima io baderei proprio... A chi badiamo prima? Ma no, badiamo ai ribelli. Perché no? Ci pigliano un mese. Prima i ribelli, eh. Vabbè, facciamo... Prima i ribelli. Così preparano l'attacco pazzesco. Io non so cosa mi preparo. Boh. Voi mi volete tutti bene. Magari cerchiamo di migliorare le relazioni con gli stati vicini, ma dai. Perché no?
state espandendo pure voi. Ah, bene, bene, abbiamo fabbricato la pretesa. Sì, forse non è il momento migliore per dichiarargli guerra, ma di sicuro presto lo faremo. Larson. Sì, mi dispiace. Non, non crediate che le vostre patetiche armate possano sconfiggere l'esercito veneziano. L'armata del Lazio. Però lasciamo quel tanto che basta. Malta è soccombuta. Come si dice? Soccombere. Succubita. Mi sa che in italiano non esiste più quel participio lì. Ok. La fareste pace? Non credo proprio. Ho questa stranissima impressione che loro non intendano in alcun modo far pace. Questa è la nostra pace. Beh, anche questa potrebbe andare bene. No, vabbè. Le vorrei queste. Berbera. Queste due le vorrei prendere e ridare al Marocco. Se avessi il Marocco vassallo. Ci vorrebbe un po' troppo tempo, eh? Aspetta. Cosa state facendo? Allora, dovremmo dichiarare guerra al Marocco, giusto? Tu vai qua. Tu, mio Dio, voi. Ah, bene, abbiamo finito quasi le navi. Andate tutti a Malta, voi. Mi servite in Marocco. Cosa ci fanno sti norvegesi? Per le domande più assurde. Qui stiamo soffrendo parecchio, eh? Ok. Oh mio Dio. Ok, andate in lingua d'oca. Dove vanno? Delfinato? Ah, perché non sono parte di questa guerra. Che situazione del cavolo. E questi? Come sono arrivati fin qui gli inglesi? Insomma, ho capito che non avrò mai pace, basta, eh? Bravi, bravi, bravi. E qui c'è una flotta inglese. Artois, si sono presi Artois. Dov'è Artois? Artois, qua. Va bene, va bene. Ecco. Sì, mi sembra giusto. Ecco, ora dedicatevi alla mia guerra. Dedicatevi pure. Con chi siete? Uh. Perché questa idea non è giusta, ma mi piace troppo? No,
Perché? Ho questa idea, se... Ah no, però... Chi è in coalizione contro me? Austria, pure l'Austria. Ah, non ho neanche il casus belli. Vabbè. Perché questi sono alleati dei francesi, maledetti, eh. Però dato che sono in guerra con la Francia, insieme con la Francia... Adesso vi distruggiamo spagnoli. Voi credevate di poter vincere, ma non siete che delle formichine su questo mondo. Ok, qui siamo forse finalmente arrivati. Allora, miglioriamo le relazioni col Marocco, dai. Non siamo più in guerra con l'Austria? Miglioriamo pure quelle con l'Austria. Ah, finalmente una nuova idea. Quella che migliora. La capacità ai coloni. No. Essequibo, dov'è Essequibo? Disastro coloniale, ma proprio... Sai questi eventi che profumano proprio di fortuna, no? Disastro, dov'è che ho colonizzato io? Essequibo. Quindi abbiamo solo 61. Boh, forse abbiamo il potere per spendere. Sì, perché prima che arrivi di nuovo il colono... No, no, no. Spendiamo un po', dai. Una pessima notizia, una di quelle che uno non vorrebbe proprio mai trovarsi ad avere. E direi che quasi quasi qui si può concludere l'episodio. È passato abbastanza tempo. Però vorrei fare almeno... Dai, ma sì, chiudiamo qui che è finita la guerra con l'Austria. Oppure no, chiudiamolo con la sgominazione dell'esercito norvegese. Ah, finalmente abbiamo convertito pure le Bermuda e tutti sti antipatici. Ma vedo che siamo riusciti a debellare tutti sti infedeli, ormai sono rimasti pochissimi. Casablanca, Gafsa. Ma il 1° aprile arrivate. Oh, oh. Mi dispiace, Enric V de Testamara. Testamara. No, Trastamara. Sei un grande combattente, ma il re di Francia è più potente. Ups. Questi... No! Le mie navicelle. Senza alcun leader, senza alcuna speranza. Sì, comunque questi qui fanno straridere. E... me le sono dimenticate, dovrò rifarle. Già. Un'altra volta. Come se non fosse bastato prima. Vabbè. Bene. Bravi. Ma quanto siete bravi. Allora, potete anche approdare con le navi e adesso... Ah sì, non è più fedele. Dove andate, francesi? Io seguo un po' voi adesso, questo esercito. Qui appunto non avevamo scampo. Maledetti no, non francesi, spagnoli. Dovremmo affondargliela quella flotta spagnola.
gliela affonderemo. Dov'è il nostro leader? Sei sempre qua? Sì, vabbè. Che dire. Ormai vinciamo all'8%. Qui dovevo magari fabbricare qualche pretesa. Dov'è che andate? Boh. Questi andranno in Portogallo praticamente. Me lo immagino già. Io ho paura della Russia. Ah, avevamo sta flotta. E vabbè, però non è il caso di mandare una flotta commerciale, forse. Ma poteva salvarci. Appunto, guarda, questi qui faranno una brutta fine adesso. Ho capito che è una flotta commerciale, ma è abbastanza gigantesca. Abbastanza gigante, proprio voltantino. Ecco finalmente la battaglia contro Axel Magnusson, mi pare che tutti si chiamano Usson. Ecco, la flotta loro non esiste più. Anche questo è buono e giusto. Vabbè, questo non ci interessa per nulla. Sì, hanno un generale addirittura peggiore al nostro, ma non so se vi rendete conto. Che tizio. Chi siete? Porti bloccati? Andiamo a distruggerli del tutto. E sì, andiamo anche noi ad attaccarli. Ma possiamo anche aumentare un po' la velocità. Magari sto facendo una cavolata perché succede qualcosa nel frattempo. Ma no. Vediamo se arrivo in tempo. No, distrutti subito. E allora... Ok. Ah, questa è buona. Finalmente. Una provincia produttiva. Anche questa. Gli spagnoli sono un po' più fortunati da questo punto di vista. Savoia. Ecco, finalmente distrutti questi. Io direi questi mercenari qui sono abbastanza ridicoli. Possiamo disfarcene. E a questo punto tornare. Io direi no, dobbiamo lasciare magari. Ci sono delle solite galee che io uso per fini un po' loschi. Blocchiamo gli porti. Una galea che blocca un porto, forse un po' esagerato. Accidenti, potevo sbarcare questi uomini. Avrei potuto sbarcarli. Beh, ma lo posso fare comunque. Allora, teniamoci pronti qua per
la guerra contro il Marocco. Voglio proprio una guerra mondiale, come avete capito. Sono proprio un malefico. E questo episodio si può dire concluso. Siamo riusciti... Vabbè, non abbiamo fatto niente di specialissimo, però stiamo iniziando a occupare le province della Norvegia. E abbiamo preso Malta e finito di conquistare questa zona. E diciamo nel prossimo episodio di sicuro potremo stipulare una pace che ci renda molto prosperi. Ah! E tra l'altro ci manca un niente, finalmente questo, per concludere questa catena di idee che hanno questo costo amministrativo che ci portiamo dietro da qualche secolo. Va bene, dai, alla prossima!